Sale anche Ogbon, molto abile a sfruttare le proprie doti acrobatiche. Parte la parabola sul primo palo, Gazzola che sfiora e poi il pallone che termina ancora una volta la sua corsa in calcio d'angolo dopo essere passato davvero a pochi centimetri dal palo destro della porta difesa proprio da Guarna. Il terzo angolo della partita a favore del Torino. L'Ascoli che deve contenere adesso la furia granata, arriva il cross in area di rigore, Bianchi e gol. Il vantaggio, il colpo di testa di Bianchi che realizza il 14° gol. Le proteste però dei giocatori dell'Ascoli che circondano Pinzani. Le proteste dei giocatori dell'Ascoli, lo stesso Guarna praticamente ha visto il pallone sfilargli davanti e non è intervenuto. Castori col quarto uomo che lo invita ad accomodarsi nell'area tecnica. Castori è inviperito letteralmente. C'è stato un tentativo da parte dei giocatori dell'Ascoli di protestare verso l'arbitro Pinzani, che è stato irremovibile. Secondo loro c'è stata un salto di testa di Bianchi che si sarebbe appoggiato sulle spalle di un avversario, esattamente il numero 24, anzi il numero 15 Marino, e invece l'arbitro ha detto che tutto era regolare, tutto a posto. In effetti il Torino stava premendo da molti minuti nel tentativo di sbloccare la situazione, l'ha sbloccata in questa maniera, ma certo un gol che ha suscitato le proteste in campo e sugli spalti. Sì, il contatto, diciamolo subito, c'è stato. Pinzani non ha avuto dubbi, è stato lui proprio a indicare una frazione di secondo dopo che il pallone aveva gonfiato la rete di Guarna, il centro del campo circondato dalle maglie bianconere. La classica azione da Moviola. Fatto sta che il Torino ha sbloccato a proprio favore il punteggio qui al Del Duca. Ora addirittura si accende un capannello di rissa, è proprio Bianchi che va alle mani con un avversario, poi interviene D'Ambrosio nel tentativo di difendere il proprio compagno. Comunque c'è molto nervosismo in campo, soprattutto acuito dal gol sul quale hanno protestato i due giocatori dell'Ascoli. Ora c'è una doppia ammonizione, se non andiamo errati sono stati ammoniti Budel che cercava di entrare soprattutto per fare da paciere nella rissa che si era scatenata, e poi anche il difensore Faisca, il portoghese dell'Ascoli. Dunque Faisca e Budel sono ammoniti, sono i primi ammoniti di una partita che per ora sta regalando molte scintille. L'Ascoli, ripeto, ha cominciato molto contratto ed ora sta cercando di reagire. E calcio di punizione a favore dell'Ascoli sotto di un gol al 18°. Tutto rasoterra sul settore sinistro, Micolucci, il lancio in profondità con Rivalta scavalcato dal pallone, il cross sul secondo palo, Rubigno allontana giusto per un attimo, poi Moretti, non è finita, deve spostarsi Pinzani, ancora il forcing dell'Ascoli con Cristiano, bello il suo cross, non esce Moretti, colpo di testa alto proprio del centrocampista dell'Ascoli che si era spinto in avanti. Moretti ha staccato molto bene, è riuscito a colpire, a impattare sul pallone stesso, e Moretti ha colpito bene, però di poco alto. L'Ascoli è davvero pericoloso. Il gol contestato dai giocatori e dai tifosi di Ascoli per via di un contatto giudicato dai padroni di casa irregolare, una sorta di spinta che prima di colpire di testo al momento stesso del tentativo di conclusione, mentre vicino alla panchina dell'Ascoli il capannello di uomini, arriva Pinzani ad ammonire Rivalta e a cercare di placare la situazione. Ancora una volta la partita rischia di incattivirsi, Ugo. Assolutamente sì, perché l'entrata in questo momento del giocatore del Torino era veramente dura e quindi è rimasto a terra qualche secondo il giocatore dell'Ascoli Mendicino, mentre lo stesso Castori va a cercare di chiedere ancora una volta spiegazioni per questo comportamento dell'arbitro nei confronti dell'Ascoli. Si ritiene danneggiato Rivalta, si ritiene danneggiato Castori proprio per questo inizio dell'arbitro, a suo parere non positivo e non giusto nei confronti dell'Ascoli. Si accende un altro capannello in campo, Castori addirittura cacciato fuori, se non andiamo errati. C'è un... Sì, così è. Castori cacciato fuori dall'arbitro e non ce n'è più per Castori, ha finito la sua partita qui. Le proteste, poi ha tentato di rientrare in campo, è intervenuto Pinzani ed è stato lapidario con un gesto che non induce a dubbi. Castori finisce qui la sua partita, ancora ha qualcosa da dire e si alza in piedi tutto il Del Duca per l'applauso a Castori. Castori che forse voleva che la sua partita fosse ben diversa. C'era Luca appena nato
e lui che era diventato nonno da pochissimi giorni, da dedicare magari questa vittoria a Luca. Castori espulso dall'arbitro e tutto il pubblico si alza in piedi e ora ce l'ha con Pinzani. Sì, intanto il calcio di punizione, Pedersoli non esce, Rubigno, il colpo di testa ancora una volta alto di Moretti che si era inserito molto bene. Molto, troppo spezzettato in questa fase il gioco, d'altronde l'arbitro Pinzani fischia anche i respiri in campo, in certe situazioni non è assolutamente punizione, non è assolutamente da fermare il gioco. Mendicino da lontano ci prova con pallone Rassoterra che va a sfiorare proprio l'angolino basso alla destra di Rubigno. Adesso ancora Gasbarroni, pallone sul destro, conclusione, la parata in due tempi ad opera di Guarna, gli applausi del pubblico di casa per Guarna. Lo ricordiamo febbricitante. Sono molte le situazioni in cui si vedono due palloni in campo, il record è stato battuto una decina di minuti fa in cui sono diventati 3 addirittura i palloni sul terreno di gioco. E intanto Feksesin commette fallo, va a scusarsi, in effetti Budel è stato spinto alle spalle, calcio di punizione a favore del Torino. Per 10/11 adesso la formazione granata nella metà campo avversaria. È chiaro che l'unico a non calpestare la metà campo altrui è il portiere Rubigno, incerto per ciò che riguarda le uscite alte, bravo tra i pali, bravo anche in una circostanza in un'uscita bassa. Gioca una quantità industriale di palloni Budel, lo fa Rassoterra, lo smista adesso per Ogbonna che a testa alta vede libero Gasbarroni che ha risolto parecchi problemi sulla fascia. Gasbarroni si defila però dal pallone, il cross, il colpo di testa e la rete del raddoppio ad opera di Bianchi. Bianchi porta il Torino in vantaggio per 2-0 qui sul terreno del Duca ed è la 15ª rete stagionale proprio per Rolando Bianchi che di testa ha lasciato sul posto il difensore, ha colpito una vera e propria sassata. Nulla da fare per Guarna che forse ha toccato anche il pallone ma non è riuscito a impedire il gol. Guarna lo ha toccato il pallone ma l'errore clamoroso è stato della coppia centrale dell'Ascoli che ha permesso a Bianchi di colpire di testa. Ne è venuta fuori una conclusione molto forte sulla quale Guarna ha cercato di opporsi, ha indovinato anche l'angolo dove il pallone andava sulla sua destra, ma non ha impedito al pallone stesso di finire la propria corsa in rete per il raddoppio del Torino, mentre i minuti di recupero sono 2. Regolarissimo intanto il gol di Bianchi, il colpo di testa a scavalcare proprio Guarna. Adesso ci prova l'Ascoli con Mendicino, si andrà avanti fino al 47esimo. Intanto autorete il tentativo del Torino che va a trovare il terzo gol, una sfortunata autorete ad opera di un difensore dell'Ascoli, probabilmente Faisca, che ha sbucciato il pallone, lo ha colpito d'esterno, si era spinto in avanti Di Cesare. Il Torino in pratica ha messo in cassaforte la partita. Di Cesare ha tentato in acrobazia di mettere in rete il pallone, è stato anticipato da Faisca che ha sbucciato il pallone stesso e ha superato l'incolpevole Guarna, il tutto dopo 1 minuto e mezzo. Il tentativo di sinistro e sempre di sinistro Faisca ha colpito male, probabilmente con la punta anche Ugo del piede, pallone che a mezza altezza si è infilato alla sinistra di Guarna che in questa ripresa difende la porta lato curva nord. Il pallone era ad effetto, dunque Faisca ha cercato di rinviarlo ma colpendo male la sfera con l'interno piede, tant'è che il pallone ha avuto un effetto ancora di più accentuato ingannando Guarna e qui probabilmente si chiude la partita per l'Ascoli. 3 gol da recuperare sono davvero moltissimi con un Torino che, ripeto, in difesa è ben posizionato. Alcuni giocatori dell'Ascoli stasera hanno tradito la causa. Intanto ancora Ascoli in avanti, il tentativo con il pallone che finisce sul fondo e probabilmente c'è anche una decisione di Pinzani che dà appunto il rigore, forse no, e Pinzani che adesso prova a giustificarsi. Intanto arriva il guardalinea, è arrivato un pallone in area di rigore, toccato forse col braccio da ribalta e quindi calcio di rigore. E appunto arrivata la decisione di Pinzani, una mischia in area di rigore al minuto numero 3. Fatto sta che è il momento in cui l'Ascoli non diciamo può riaprire la partita ma certamente può andare alla conclusione. La rincorsa di destro, il tiro e il pallone che finisce fuori con Giorgi che si dispera. Insomma la parata di Rubigno che ha anche toccato e messo il pallone in calcio d'angolo. È una
preda ormai degli abbracci dei compagni, ma è stato già battuto il tiro dalla bandierina. Rubigno si ricompone, il calcio angolo non ha esito con il pallone che è già nella metà campo di guarda. Insomma, la disperazione di Giorgi e non solo. Alla fine l'Ascoli ha sciupato tutto quanto era possibile sciupare per tentare appunto di realizzare il gol della bandiera e magari sperare anche in qualcosa in più. Ascoli 0, Torino 3, siamo al quarto minuto. Battuto male questa sera all'Ascoli, anche questo rigore banalmente fallito. Calcio di punizione, zona centrale, probabile il destro di Moretti. Ascoli 0, Torino 3, il fischio dell'arbitro, la rincorsa, parte la parabola, tiro e pallone che finisce di poco fuori con Rubigno che c'era parso fuori causa, ma c'è stato un tocco ad opera della barriera stessa. Ascoli comunque in attacco, il tentativo sempre affidato a Giorgi punta l'uomo, si tratta di D'Ambrosio, entra in area, il tiro cross con il pallone che finisce fuori, incredibile. Rubigno non riesce a metterci la mano e beffardamente il pallone non è spinto in rete né da Mendicino né da Lupoli, che si trovavano davvero a tu per tu con il portiere avversario. Ascoli 0, Torino 3, 12esimo. Il tentativo di cross, scivola proprio al centro dell'area di rigore, Bianchi insieme a lui Faisca, conclusione poi sul secondo palo, il gol di Antenucci, 4-0, conclusione a giro, non esulta Antenucci, gol dell'ex per lui, ha evitato appunto di esultare. Terza rete in campionato per Antenucci, che di gol ne ha realizzati 24 l'anno scorso con la maglia dell'Ascoli. Sì, non ha esultato, ma lo stavamo dicendo, l'Ascoli ormai è sulle ginocchia, non riesce a reagire più e vuole quasi mantenere questo risultato per non renderlo più mortificante. A renderlo tale invece ci ha pensato l'ex Antenucci con un gol facile se vogliamo, perché la difesa non è stata capace di opporsi prima sul liscio di Rolando Bianchi e poi sul pallone che è piovuto sui piedi di Antenucci, che a giro lo ha messo in rete. Ancora Guarna a guardare, ma ormai la partita si capiva che era finita da molti minuti. Il Torino ha corso come non faceva da tanto tempo, a dimostrazione di questo i crampi che stanno cogliendo in questi minuti finali i giocatori granata. Abbiamo sentito di De Feudis, poi c'è stato anche il giocatore Antenucci, che è stato colto da crampi pochi minuti fa. Insomma, un Torino completamente trasformato, e allora bisogna capire che cosa nello spogliatoio non andava. Con rientro di Lerda i giocatori hanno ritrovato morale, determinazione e gioco, e quindi un Torino che sicuramente sull'abbrivio di questo successo può farsi molto pericoloso in proiezione playoff nel prosieguo, nel finale di questo campionato. In 47esimo c'è un vincitore comunque ad Ascoli, è il Torino, naturalmente 4-0 nei confronti della formazione bianconera, ma anche il pubblico, non ci scordiamo mai di sottolineare questo fatto, con la squadra che perde 3-0, 4-0, ha continuato soprattutto la curva alla nostra destra a incitare i bianconeri. Si vedono queste scene nel campionato inglese, Ugo, poco nel campionato italiano. Ebbene, quando accadono dalle nostre parti è giusto sottolineare. Ancora ti invito con lo sguardo a guardare cosa succede nella curva sud dedicata a Costantino Rozzi. È come se la squadra di casa vincesse con largo margine, soccombe per 4-0. Bravi tifosi dell'Ascoli. Un pubblico eccezionale, e d'altronde lo meritano gli applausi questi ragazzi, che nell'ultima settimana hanno vinto due volte a Cittadella e contro il Vicenza. Poi c'è stato questo fatto del punto restituito, insomma molto morale è subentrato. Certo, oggi questa sconfitta pesante naturalmente lascia il segno, ma insomma un po' di applausi a questi giocatori che comunque hanno onorato la maglia fino all'ultimo, almeno dal punto di vista dell'impegno. Il pubblico lo dà, il pubblico sa che deve incitare i propri beniamini e lo fa con un grande spettacolo, con un grande colpo d'occhio. Abbiamo parlato di contachilometri che si riazzera, invece la velocità, il tachimetro del Torino è più che mai puntato verso l'alto. Il Torino adesso con questo 4-0, mentre applausi ironici nei confronti dell'arbitro Pinzani a sottolineare alcune sue decisioni nel corso del primo tempo salutano la fine della gara. Ebbene, il Torino accelera e come di nuovo verso la zona playoff, sale a quota 44 la formazione granata. La successione delle reti, la doppietta di Bianchi al 7° e al 45°, le proteste ascolane in occasione del primo gol, poi con questa doppietta Bianchi, che ha raggiunto quota 15 nella classifica cannonieri, ha in pratica aperto la strada alla formazione granata, che se l'è vista però spianata al secondo della ripresa dall'autorete di Faisca. Questi sono gli applausi nei confronti dei giocatori dell'Ascoli e anche
di quelli del Torino. Naturalmente Torino andato in gol con Antenucci, rete dell'ex al 20° della ripresa. Lì in pratica si è chiusa definitivamente la partita. Da sottolineare il rigore neutralizzato dal portiere dell'Ascoli Rubigno sul 3-0. Espulso a metà del primo tempo il tecnico dell'Ascoli Castori, che protestava per la mancata espulsione di Rivalta, sanzionato solo sul giallo. Un infortunio di Cristiano colpito duro proprio da Rivalta, rimasto a terra e costretto a chiedere il cambio. È entrato Lupoli ma senza appunto cambiare lo sviluppo della partita. Al Cino e Lillo del Duca, quindi 33esima giornata di Serie B. L'anticipo delle ore 18 si conclude con il netto successo esterno del Torino per 4-0 sull'Ascoli, doppietta di Bianchi, autorete di Faisca e Antenucci. Questa è la successione delle reti, 2 gol per tempo grazie ad Enzo Bartolini della sede Rai delle Marche, grazie a Ugo Russo per la collaborazione, da Giovanni Scaramuzzino. Naturalmente il grazie si estende a tutti coloro i quali hanno avuto la pazienza di seguirci. Ascoli 0, Torino 4, Saxa Rubra.